Buonasera e benvenuti. Che vi dico? Buona Pasqua fatta a tutti. Qualcuno sta già citofonando, mi dicono Giuseppe che inviano già i messaggi prima che inizi la trasmissione. Purtroppo piano piano cercherò di leggerli, comunque poi passeranno in sovraimpressione. Per molti che vorranno anche partecipare alla diretta lo possono fare, il numero è in sovraimpressione, quindi avete la possibilità di telefonare. Salutiamo chi questa sera è insieme a me su questa astronave, che praticamente sta per decollare verso, qualcuno dice ma la serie C, no, a che diamo? No. Già scrivo la serie C. Prima ancora di partire. Prima ancora di partire già siamo messi male, perché guardate ci sono tantissimi di quei messaggi che veramente è una cosa assurda. Poi devo dire che anche la rete si sfoga, no? I social, poi minacce, cose, di tutto e di più, però ce n'è una bella, poi più tardi ve la faccio vedere perché è veramente simpatica questa qua, è una cosa carina. Allora, saluto l'avvocato Stefania Cribari, buonasera, grande tifosa del Cosenza. Buonasera. Sta soffrendo anche lei, naturalmente dice è un passato una Pasquetta, siamo tutti mediocre, è andata male. Come stai Stefania? Anzi, insufficiente direi. Io prima di iniziare salutiamo il tuo papà perché so che ti guarda, no? Quindi dobbiamo essere grande tifoso del Cosenza, sì. Anche l'avvocato, quindi voglio dire un saluto anche a lui. Conosciamo l'altro ospite che è un pezzo da 90, uno pesante, un giornalista pesante, no? Questo pezzi 90 no, perché un giornalista pesante perché in questi giorni ha mangiato tanto, perché è Francesco Mannarino della Gazzetta del Sud. Ciao Francesco. Buonasera a chi ci segue e a te per l'invito Fabio. Ho detto un peso bene, da 90 hai detto benissimo, peso per tutto. Ho detto bene pesante. Hai detto benissimo. Allora Francesco, io direi diamo voce a Stefania oppure vuoi iniziare tu? Da dove vogliamo iniziare? Assolutamente iniziamo Stefania. da questo signore perché Giuseppe dalla regia centrale mi ha inviato già il messaggio. Fabio buonasera, è inutile girarci intorno, noi meritiamo la Serie C. Vabbè, un signore già ha iniziato con i messaggi, vabbè, poi non leggo tutto perché è troppo lungo. La tifoseria Fabio è arrabbiata, ma noi siamo arrabbiati, tutto il mondo calcistico cosentino è arrabbiato per un semplice motivo. La squadra ha limiti che noi stiamo ribadendo, dicendo e gridando a gran voce dall'inizio del campionato. Tu, io, Stefania, tutti gli addetti ai lavori, ma chiunque segue un po' il calcio non può non rendersi conto che la squadra del Cosenza Calcio è una delle squadre più scarse della Serie B. Aveva ragione il tifoso che ha scritto prima ancora di cominciare la trasmissione. Inutile girarci intorno, il Cosenza Calcio non è una squadra di Serie B. Se poi, e io in questo ci credo poco, tu anzi lo ricordo bene, sei stato uno tra i primi a dire che i miracoli non si ripetono. I miracoli non si ripetono, quindi che il buon Dio ce la mandi bene, dico io, ma non per miracoli, attenzione. La parata, le due parate sulla traversa, su Tiritiello e l'altro colpo di testa di Tiritiello. La fortuna purtroppo ci vuole, anzi la fortuna per fortuna ci vuole. Il Cosenza non sta nemmeno passando un periodo fortunato, ma mica nel calcio bisogna sempre essere fortunati, bisogna anche cercarsela la fortuna. Certo, il palo, la traversa potevano cambiare la partita, ma vogliamo dire le parate che ha fatto Falcone? Guarda, io l'unica cosa che devo contestare alla squadra in questo momento, ma contestare nel senso buono perché è inutile che dobbiamo sparare sulla Croce Rossa, no, però dobbiamo dire che non ho visto la cattiveria, la determinazione, l'impegno che ho visto ieri invece dai giocatori della Reggiana, erano sotto di un gol, sono riusciti a recuperare, ma con le unghie e con i denti, forse manca anche questa. Hai colto Fabio pienamente l'essenza di questo campionato e dico perché, rispetto allo scorso campionato noi tutti vedevamo che alla ripresa post-Covid, post-inizio di Serie B, i giocatori del mister entravano in campo agguerriti, con quello spirito che dicevi tu prima, che abbiamo visto tutti con la Reggiana, che abbiamo visto anche nell'Ascoli, che è venuto qui a Cosenza e ha perso, ma vedevi quei giocatori che giocavano per vincere la partita. I giocatori del Cosenza oggi, o meglio ieri, per chi ha visto la partita, non entrano in campo, almeno questa è l'apparenza, poi smentiteci con i fatti alle prossime partite, che io vedo ancora più duro, ma non entrano con quel mordente di spacchiamo il mondo, mangiamoci l'erba, vinciamo a tutti i costi. Come diceva il Monaco, padre Fedele, che dice ma non mi mangia l'erba, questa erba ormai se la mangiano più perché se la fumano. Ma io non so se era solo... Allora Stefania, prego. Non so se è solo un fatto di cattiveria che non c'è, io ho visto proprio limiti fisici. Sì. Che nell'arco, prima dicevo a Francesco, nell'arco forse di pochi giorni
da una partita all'altra, ovviamente Tremolada non ha reso, Trotta nemmeno, dietro insomma c'è qualche limite anche in difesa. Riproporre questa formazione forse insomma ci voleva qualche uomo prima. Dall'inizio della partita io forse ci voleva un Lukaku, ma non l'abbiamo, abbiamo preso un Bakoko che diciamo che non è proprio Lukaku, ma lasciamo stare. No, ve lo faccio vedere perché l'ho preso sulla rete, questa è una cosa sfiziosa e simpatica, uno sfoto carino, ve lo faccio vedere. Vediamo. Guardatelo perché chiedono dov'è e c'è la Federica Sciarelli, ecco, lo vedete lì, che è una caricatura simpaticissima, eccolo lì, è Bakoko. Noi auguriamo a Bakoko di ritornare subito in squadra e dare anche il suo contributo poi alla causa del cos'è. Grazie a Federica, va bene. Allora, vedo nei monitor in bassa frequenza Aleandro, lo vedo, Gonzales, calcettista della Pirossigeno Cosenza. Ciao, come stai Aleandro? Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Lui non è, si capisce che di Marsala non è di Marsala, è nato in Sicilia, a Racalbuto se non mi sbaglio, perché sabato prossimo andate lì. Sì, certo, abbiamo una trasferta lunga perché è un bel viaggio. Ma Aleandro, centrati un po' con il telefonino più a sinistra, bravo. Sì. Okay. Ancora un altro poco. Bravo, così, bravo. È tutto in presa diretta, ormai dovete essere pronti a tutto, perché quando si va in TV, quindi questi cucinano. Allora, Aleandro, a proposito di cucina, salutiamo la signora Piro, perché so che quello è il trucco vostro, ecco che è un'altra cosa, voi non dovete, vi svelo l'arcano. La signora Piro, che è la moglie del presidente praticamente, a questi ragazzi ogni settimana ci fa lagane e ceci, pasta e fagioli, capito? Gli fa patate impacchiose. Allora, mi puoi confermare Aleandro che è così? Confermo, anche molto buono tutto. E quindi è tutto buono. Allora, complimenti innanzitutto per questa vostra diciamo cavalcata, perché sappiamo bene che calcio a 5, io lo ricordo sempre, ringraziamo anche Pino Fuoco che è stato il primo, ha creduto in questo sport al palazzetto qui di Via Popilia, un abbraccio anche a lui, e quindi siete nei playoff, è un grande risultato per voi, o no? Certo, sì, prima di tutto quando siamo arrivati c'era un po' il dubbio di cosa potevamo fare, c'era la salvezza perché poi alla fine nessuno ci conoscevamo. Poi con il lavoro che stiamo facendo, penso che anche il lavoro della società, noi stiamo raggiungendo il riflesso di quel lavoro che si sta facendo. Allora siamo molto contenti che aspettavamo una salvezza e stiamo lottando per il playoff. Senti, come ti trovi in Calabria? Questo era il tuo primo anno a Cosenza, Gonzales? Sì, certo, è vero che all'inizio non sapevo tanto del sud dell'Italia, ma sono arrivato qua e mi sento uno di qua. E è vero che, come mi hanno detto all'inizio, uno piange quando arriva e poi quando va via, è così, totalmente vero. Infatti quando arrivo qua uno piange, perché è vero, hai detto una cosa bella, perché sta Calabria è proprio uno pianto, no? Adesso è rimasto questo pianto abbiamo due pianti noi, la sanità in modo particolare che e il lavoro, quindi poi quell'altra, l'andrangheta, ne parliamo proprio perché quelle anche sono andate via, non ci sono più qua, sono andate al nord anche loro perché hanno capito che qua non c'è niente, quindi sono andati via. Però Aleandro, c'è il collega Mannarino che ti voleva chiedere qualcosa, prego, anche perché lui gioca pure, poi gioca a padel, salutiamo anche Nino, lì con il padel, Nino Covelli, bellissimo, però gioca anche calcio a 5. Gioco con la squadra del Circo della Stampa con Franco Rosito, ma purtroppo siamo fermi e quindi ai noi lasciamo stare, non parliamo di Franco Rosito e del Circo della Stampa. Anche Attilio c'era per giocare. Anche Attilio, come no? Da centravanti, Attilio lo salutiamo, un bel centravanti. Centravanti, pensa un po'. No, la domanda qual è? Tanti complimenti sia per i risultati che il calcio a 5 Pirossigeno sta ottenendo, ma per come giocate. Io ho visto qualche partita, perché so che fate le dirette sulla pagina Facebook, ho visto qualche spezzone di partita. Ma che velocità! Ma giocate benissimo.
Questo mi fa capire che ho percepito che vi siete conosciuti in questa annata calcistica, Sì, però siete molto affiatati. Quindi il trucco, al di là della Lagan e Ceci, qual è? Il mister, voi in campo Anche credete qualcosa in Leo più? Tuoto, no? Insomma, Leo Ecco, che- dacci prego. qualche spunto rispetto a quello che percepiamo. Sì, secondo me tutto viene parliamo sempre del lavoro che si fa dentro il campo, però sì che è vero che quando hai una società dietro che solo ti fa pensare a giocare, che se ti manca qualcosa sempre sono disponibili per stare tranquillo nel campo, fuori dal campo, allora questo a noi ci dà la fiducia di andare in campo e fare il nostro, no? Sì, è vero che pure all'inizio non ci conoscevamo, però la squadra che abbiamo è un bel gruppo e credo che i ragazzi sono molto seri per lavorare su questa linea, no? E poi alla fine ognuno sappiamo qual è il suo fatto e sta andando bene così, no? Io credo che alla fine la chiave di una squadra è ognuno sapere il ruolo che è e veramente lo stiamo dimostrando in campo, come dici, con il gioco che stiamo facendo, grazie anche a un mister come Leo Totto che a noi prima di tutti i giocatori fa anche le persone. Bravo. Stefania, vuoi chiedere qualcosa? Ma chiedevo a Stefania, ti piace più le patate impacchiuse oppure Lagan e Ceci? Ti volevo chiedere questo, poi diglielo tu. Le impacchiuse. Le impacchiuse, beh. Allora, Aleandro, so che sabato siete in Sicilia di nuovo, andate a Ragalbuto se non mi sbaglio. Poi ne manca un'altra. Sì, giochiamo, è una trasferta lunga, giochiamo contro il Real Calbuto che sarebbe il nostro rivale nel playoff, però noi comunque non pensiamo a questo, pensiamo a prendere i 3 punti e dopo ci aspetta un'altra partita qui a casa che sarebbe l'ultima del campionato, 24 aprile, col Taranto, contro Taranto. Sì. E tutte queste 2 partite ci deve servire per prendere più forza ancora e raggiungere tutto quello che possiamo. Guarda, io ho visto la partita qui in casa, vabbè, l'ho visto un po' tutte, ma quella col Polistena, ricordiamo che il Polistena anche ai playoff con voi, è un'altra squadra fortissima, allestita oltre il Napoli che è in Serie A, è andata in Serie A, questa è la 2, stiamo parlando della Pirossigeno, però ho visto la determinazione, la voglia di vincere, hanno recuperato una partita negli ultimi 3 minuti, erano 3-2, hanno vinto 4-3, l'ho vista voglio pure. dire, e questo forse, tra virgolette, è quello che manca a Cosenza, l'ho detto prima. Comunque, un abbraccio grande, Aleandro, vuoi salutare qualcuno? Prego, anche gli amici tuoi lì di Mazzara del Vallo, vai, saluta, di Marsala. Certo, prima di tutto a tutti quelli che ci seguono, che speriamo di rivedervi il più presto possibile nel palazzetto, speriamo che pronto finisce questo e niente, tutta la gente di Spagna e soprattutto alla nostra squadra che dobbiamo continuare di a dove lavorare. sei precisamente? La Spagna dove, Aleandro? Quale zona della Spagna? Dalla Vera della Reina, Toledo, hai capito? Ah, Toledo, sì, ho Toledo. capito. Dove c'era Vicino a Trotta era pure in Spagna, Marcello. Giocavo in Spagna, Sì. sì, Marcello ma era in non a Spagna. Toledo. Dove giocava a Toledo? No, No. è con una... Vicino Toledo, insomma, una parte là vicino sopra con la Spezzano. F insomma. comincia. Sopra Spezzano, c'è Toledo, Spezzano, vai che quelle zone là. Vabbè, un abbraccio grande, Aleandro. Ciao. Un caro abbraccio. Ciao. Auguroni, in bocca al lupo per sabato. Allora, poi ritornano Ciao. praticamente qui con l'ultima con il Taranto. Una finestra, perché al lupo porta bene. Io, quando sono devo Speriamo dire che porta bene allora, pure alla squadra. Stefani, allora, alla tu nostra cosa squadra. ti senti di dire? Cosa ti senti di dire? Vabbè, ci Ai dobbiamo tifosi, credere. Allora, oh, devo bravo, parlare da tifosa bravo. o in maniera... Parlo No, da no, tifosa. parla da tifosa, Parlo da perché tifosa. niente è peggio. Da tifosa innamorata, Sì. poco obiettivo. Allora, ci dobbiamo ovviamente credere fino alla fine, con tutta la determinazione che serve, chiaramente con tutto l'impegno possibile che questi ragazzi riescono a dare. Speriamo. Speriamo. E non è facilissimo, anche perché abbiamo gare impegnative con squadre forti, è in salita Adesso ne il abbiamo percorso. due. Abbiamo Venezia abbiamo e Venezia, Pisa, poi c'è l'Empoli, il Monza, insomma, Pescara stessa. Pescara. Però ancora è tutto dentro. È tutto Francesco, dentro. Assolutamente. Questo È tutto dentro, campionato, è Forse tutto mancava dentro. quello che ho detto prima io, questa determinazione da parte anche dei ragazzi. E quello scatto in più, quello scatto orgoglio che ci aspettiamo adesso dai ragazzi e dal mister. Parliamoci chiaro, le partite
restanti sono tutt'altro che facili per il Cosenza, perché diceva bene prima Sì. Stefania, sono assolutamente proibitive, andiamo in campi dove si vanno a giocare alla Serie A, cosa che è assolutamente diversa rispetto anche al campionato scorso che il Cosenza affrontava queste squadre. Io so che c'hai dopo ospite un mio caro amico con cui condivido una bellissima trasmissione, che è questo rossoblu senza giacca alla fine della partita, che è Antonio Clausi. Antonio, insieme a Vittorio Scarpelli e ad altri, fanno i tabellini, Fabio, fanno un po', vanno a vedere, cosa che io non faccio perché loro sono molto bravi in questo, vanno a vedere quanti punti occorre per la quota salvezza. Io magari glielo Adesso chiederò allora, dopo. abbiamo Matteo Legittimo. Matteo, buonasera, benvenuto dal Lupo al Lupo, come stai innanzitutto? Sto bene, dopo il salvataggio che ho fatto contro l'Ascoli sto davvero bene. Non è, ma non è legittimo, no, è Ho Klaus. detto, È vero, io ho detto no, ma è un po' diverso. La Ho messo barba gli è occhiali. quella, la Ho messo barba è gli quella. occhiali. Più Allora, corto. Klausi, allora, dacci sti tabellini, insomma, vediamo. 3 per 2, 6. Le tabelle, le famose tabelle di marcia. Sì, Le tabelle di marcia. dacci sti tabelle di marcia, vai. Cosa avete preparato? Fammi sentire. Quanti punti servono da questo? Cosa si è preparato, Fabio? Bisogna semplicemente macinare punti, bisogna assolutamente capire dove poter conquistare lo spazio vitale per giocare almeno i play-out. Io resto comunque fiducioso guardando il calendario che ha il Cosenza e soprattutto il calendario difficile che ha l'Ascoli. Reputo la Reggiana un gradino sotto sia i rossoblù che la formazione marchigiana, ed avendo l'Ascoli un calendario molto difficile, specialmente nelle prossime 3 giornate, sarà proprio in questo lasso di tempo che il Cosenza dovrà costruire la propria salvezza, o perlomeno apparecchiare la tavola poi a quello spareggio finale. Senti, sai qualcosa di Bacoco, naturalmente anche degli infortunati? Questa infermeria pare che è piena, o no? È piena, ma Sì. Ba, ad esempio, è uscito dall'infermeria, è aggregato in squadra oggi, Sì. quindi è di nuovo disponibile per la trasferta di Venezia. Gli altri ancora nessuno di questi. Tremolada va controllato di giorno in giorno, non è in dubbio, però ieri è uscito Malconcio, va gestito nel migliore dei modi prima della partenza per il Veneto. E invece Petrucci? Per Petrucci serviranno una ventina di giorni, quindi bisognerà attendere il suo recupero. Insomma, per i play-out Petrucci sarà pronto. Se va bene. Se va bene, ovvio, no? Perché se non ci fosse stato questo gol di Conè, che veramente è stato santo, questi 3 punti con l'Ascoli veramente sono stati Fondamentali. No, Stefano, Fondamentali. vuoi chiedere qualcosa Sono stati fondamentali. al giornalista Clausi? Lui sa tutto, gli puoi chiedere quello che vuoi, sui giocatori. Secondo me, no, volevo chiedere se, perché io l'ho vista peggio la Reggiana di noi. Secondo te la mia impressione è corretta oppure proprio come squadra non lo so, sta No, Reggiana. è corretta, a mio avviso è corretta, sono sulla tua stessa lunghezza d'onda. Perché l'ho dico, detto ma anche perché prima. dobbiamo temere delle squadre che io vedo peggio di noi in fondo? Sì. E quindi... Io sono d'accordo, cioè io credo che la Reggiana abbia qualcosa in meno del Cosenza e qualcosa in meno dell'Ascoli. Se dovessi dire chi tra queste 3 è la candidata principale alla retrocessione diretta, sperando che siano scontate quelle di Entella e Pescara, direi proprio la Reggiana, ecco. Guarda, io ti dico, Antonio, che poi abbiamo una pubblicità, anzi, che facciamo? Diamo la pubblicità, perché poi vi racconto una cosa simpatica, perché anche del Pescara, perché volevo parlare anche del Pescara, perché... Ma io ti devo salutare però, Fabio. Ah, tu io sì, ti devo sì, salutare. lo so che hai quella situazione lì con le reti Mediaset. Vabbè, ti ringrazio, Antonio. No, vabbè, non lo so, l'ho detto io, scusate, avevo sbagliato a dirlo. Vabbè, comunque, Era un segreto, c'è un Fabio, collegamento, vabbè, c'è un collegamento satellitare. Allora, Antonio, che ti devo dire? Speriamo bene. Dacci i numeri, Antonio, che ci possiamo giocare, visto che avete sta tabelline. No, prima li gioco io per me. Se vinco poi vedo gli altri la settimana prossima. Va bene, Un abbraccio a un tutti. abbraccio. Ciao, Grazie, ciao. grazie Antonio Clausi. Allora, ci fermiamo un attimo. Stefano, dai la linea tu alla regia, date un primo piano a Stefania. Ecco, l'avvocato Oddio. prepari, prego. Oddio, dai, la no, regia io con la non sono pubblicità, vai. brava. Dai, provaci. Adesso la pubblicità così si dice? Sì, c'è Giuseppe, la regia centrale. Vai Giuseppe, prego.
Ed eccoci le 21:31. Io dopo i 70 anni non si vede nemmeno più. più No, anche prima. Mamma, dopo i 70 anni, guarda, Anche prima, io non vedo niente. La vista è proprio una cosa Sei nella È il mio stino. Quindi sei vaccinato allora? Sei nelle categorie che dovresti essere vaccinato? No, ancora no. Non sono Io vaccinato. mi Ancora ostino, neanche stringo gli occhi, ma non vedo Tu niente. ci vedi da vicino, Stefano? Niente. va Niente. bene. Allora ragazzi, siamo ritornati in diretta insieme a me, Francesco Mannarino della Gazzetta del Sud, l'avvocato Stefania Cribari, direttamente dal Foro Cosentino, grande tifosa del Cosenza. E insomma, Stefania, quest'anno dobbiamo soffrire tanto. Soffrire più dell'anno scorso. Guarda, io ti Molto dico più una cosa, dell'anno scorso. ci sono tanti ragazzi che seguono anche la trasmissione da fuori, anche dall'estero, però molti sono in Alta Italia. Quanti universitari che magari lasciano poi la domenica quando si poteva andare allo stadio, andavano a fare la trasferta. Assolutamente. Tu ne conosci qualcuno? Ne conosco tanti, soprattutto a Roma, ma anche a Perugia, anche a Bologna. Non aspettavano nient'altro che andare nelle trasferte al Cosenza, soprattutto nelle città del centro Ma io Italia, lo in modo da facevo, spostarsi e Io lo seguire. Tu facevo. lo facevi anche tu? Dove sei stata all'università? A Bari. Bari. Ecco. Sei venuto E dal mi sud. ricordo Quindi quel da Bari guarda, Lecce. tu come- No, ma quelle Partiamo da qui, vicine. faceva freddo. Ma c'eravamo un gruppo tutti tifosissimi, Lo so. E Allora, manca un po' a c'è una tutti. telefonata, poi vi farò raccontare anche da chi, naturalmente negli anni belli, ma stiamo parlando del 1905, e faceva queste trasferte Oddio. anche lui, no? Con gli amici che studiavano a Roma, insomma. Chi abbiamo in diretta sul telefono? Pronto? Pronto, buonasera Fabio, Natalino Bosco. Fabio. Buonasera Natalino, prego, benvenuto in diretta. Allora, innanzitutto voglio fare saluti a tutti gli ospiti e ti voglio fare i complimenti a te perché finalmente hai portato una bella donna in studio, che è meglio dei giocatori del Cosenza. Ah, che bella, Grazie, brava, grazie. questa è una Brava, cosa Natalia. Oh, brava, bravi, la verità, ecco, hai visto? la verità. Che dobbiamo dire? Senti, che volevo dire Fabio, io sono abbastanza arrabbiato, proprio arrabbiatissimo veramente, perché ho sentito le dichiarazioni di Occhiuti, diciamo del mister. Occhiuzzi si chiama, Occhiuto il Occhiuzzi, sindaco, perché poi si può Occhiuto perché poi di dopo... Roberto. Ogni volta sempre deve essere scusante. Mo se è scusato diceva che abbiamo giocato 72 ore prima, ma appunto che abbiamo giocato 72 ore prima e Tremolati è uscito con infortunio, perché l'hai fatto rigiocare quando c'è un Baolì in panchina che è un ragazzo giovane, potente, possente, salta l'uomo e non l'hai fatto giocare? Poi c'è Trotta che non sta toccando un pallone da più partite e hai un Sueva che è in forma smagliante, un ragazzo che punta all'uomo, salta l'uomo, è veloce e non lo fai giocare. Hai quello della Roma, quell'altro ragazzino Bru della Roma, che secondo me è un terzino fortissimo. E non me lo fai giocare, mi fai giocare a corsi. Cioè, la squadra è quella che è, costruita male dal presidente, questo ne dobbiamo essere atto, però ci sta mettendo anche del suo Occhiuzzi, Roberto Occhiuzzi ci sta mettendo del suo, perché non dimentichiamo che anche quest'Ascio non l'ha fatto, non ci ha dato mai spazio, neanche un giocatore veloce quello, un giocatore che potrebbe fare Però Natalia, la squadra non l'ha fatta il presidente, la squadra l'ha fatta Trinchera, Ah sì, sicuramente. Il presidente ci ha messo i soldi, quindi, ma non adesso ci ha non ci ha messo- messo quindi niente. poi Trinchera Non ci ha che trovi i messo niente. giocatori. Perché io, in quella discussione che ho avuto con il presidente, era questo che volevo dire. Volevo dire appunto questo. Cioè, a gennaio, ma non per carità, per i giocatori l'avevo detto che non erano in condizioni, mi stavano mangiando crudi. Cioè, voglio dire, io dico le cose che penso. Poi dobbiamo metterci la benda davanti agli occhi e non dire niente, allora lasciamo perdere. Come sto Ma Fabio, dicendo hai fatto benissimo, che queste hai fatto partite vanno affrontate con cattiveria, con Bravi. determinazione. Cioè, io ho visto io la Reggiana, sembra veramente che l'erba Adesso si hanno mangiato un stavo giocampo. arrivando Cioè, io, voglio Fabio. dire, oggi non si può scherzare più, perché se ti scappano i piedi sia a Pisa che a Venezia, sei lì sotto e quindi poi non ti riprendi più. Hai capito? Infatti Fabio, io questo stavo dicendo, ieri vedendo la partita sia del Pescara stessa a Monza, della Reggiana, della... Vabbè, lasciamo tutte le altre, dai. Però Natalino, scusami, ciao, ti saluto intanto, sei sempre Ciao, puntuale nei tuoi interventi, però bisogna dire anche una cosa, è vero quello che dici tu e noi siamo i primi ad addebitare al mister Occhiuzzi, secondo me, scelte che come te sono sbagliate, dovrebbe dare più spazio ad altri giocatori, però diciamo chiaramente che la rosa del Cosenza è questa, anzi la rosa del Cosenza non c'è, non ha un cambio, non ha cambi il Cosenza, non ha una panchina tale da poter Certo. far giocare
per tanto tempo, per diversi ruoli le persone, perché questo è un aspetto che sì, è vero, Trinchera deve fare la squadra, però non per prendere solo al conguarascio, ma chi se non il presidente deve mettere a disposizione i quattrini per far sì che anche una rosa sia competitiva, che la panchina sia competitiva, Natalino. Se c'era una panchina competitiva, Occhiuzzi avrebbe avuto più scelte. Ma scusa, no, aspetta un attimo, Francesco, io questa discussione la voglio chiarire una volta. Natalino, vabbè, concludi che poi dopo devo dire due cose io, giusto per allora, chiudere il cerchio. Purtroppo col presidente Guarascio questa cosa non la vedi mai. Se tu pensi già che a ritiro precampionato parti con 8 pedine, già questo ti dice tutto. Ma quando mai io sono 40 anni di stadio e non ho mai visto con Pagliuso una squadra che partiva con 8 elementi, con Pagliuso ne partivano 30-35 elementi. Va bene, Natalino, è così, un abbraccio, grazie per il tuo contributo. Fatemi vedere l'ultima cosa, rivolta ai giocatori. Voglio che devono buttare l'anima e il sangue, come hanno buttato ieri quella della Reggiana fino al 96esimo, non che cadono per terra, i giocatori avversari nemmeno li vanno ad alzare per cercare a guadagnare tempo. Sembrano una partita di scapole ammogliati, devono cacciare fuori gli altri brutti, perché noi non vogliamo retrocedere, Fabio. Va bene. Okay? Un abbraccio, grazie. Allora, e di chi naturalmente trasferte ne ha fatte tante, e lo salutiamo. Adesso ritorniamo a scuola, anche perché ora aprono queste scuole, che diamo? Così questi ragazzi non li troviamo più ragazzi, perché le mamme sono tutte... Come sei messa? Io per fortuna benino, perché mio figlio che si chiama Cristiano e che saluto, mamma però tu non mi saluti. L'abbiamo salutato. L'ho salutato. Scuola dov'è? Fa le medie. Quindi si fa la prima e quindi in presenza. Vabbè. Molti sono e io sono per la scuola in presenza. E io praticamente saluto l'ingegnere Antonio Iaconianni, che è il dirigente scolastico, che è il più bello preside, dirigente scolastico, il preside del liceo classico Bernardino Telesi, perché uno dice ma anche loro sì, c'è un sacco, tanti tifosi, tanti professionisti, avvocati, ingegneri, tutti medici che seguono questa squadra, insomma. E pensate, lui, ciao Antonio, buonasera e benvenuto. Buonasera Fabio. Buonasera a te, ai tuoi ospiti, all'avvocato Gribari e insomma a tutti gli ospiti. Senti Antonio, ma si ritorna a scuola o no? Dunque, come diceva l'avvocato, soltanto la scuola primaria e la classe prima della secondaria di primo grado, che è l'ex scuola media, insomma. Ho capito. Quindi gli altri il liceo no, seconda e terza media e il liceo sono in DAD obbligatorio. Antonio, mi racconti una tua trasferta, so che tu, insieme anche un grande tifoso che partecipa anche da Lupo a Lupo, che è il dottor Gabriele Spadafora, che saluto, voi eravate all'Università a Roma insieme, no? Me la racconti, mi diceva che andavate in trasferte a tutte le parti, me la racconti una che ti è rimasta impressa, insomma, di queste trasferte? Sì, sono diverse che con Gabriele ne abbiamo fatte all'epoca. Io sentivo prima, non so, qualcuno che diceva che dall'università, durante il percorso di studio universitario, si seguiva il Cosenza altrove, quindi insomma l'abbiamo fatto un po' tutti. Io da Roma, ovviamente con Gabriele, anche con altri tifosi, insomma, alla domenica si andava a Terni piuttosto che Ancona, Francavilla, insomma, abbiamo girato abbastanza. Ricordo una Ternana Cosenza, proprio con Gabriele, beccammo una multa anche durante il tragitto Roma-Terni, appunto, insomma, ed era un momento per così stare vicino alla squadra, un'uscita fuori porta con gli amici, poi, insomma. Però che era molto divertente. Ma ancora queste cose continuano, perché Francesco questo diceva, tanti ragazzi anche a Perugia, a Bologna, sì, continuano anche mio figlio, insomma, come il padre, quando può, nell'Interland milanese, insomma, qualche trasferta credo se la sia fatta, insomma. E poi adesso seguo un po' meno, anzi poco direi, soltanto attraverso i media eccetera, però ricordo da ragazzino quando mio padre e mio zio mi portavano allo stadio via Roma, c'era la Morrone, che era un campo nero, quando esce da Morrone era nero con un carbone, perché c'era la terra battuta. Io ricordo Lenzi, Marmiroli, Campanini, giocavamo in Serie B,
Però l'ho detto bene io prima, nel 1905, ti ho dato meno anni, ma allora mi sa che mi sono sbagliato, c'è più anni, Vabbè, avevo detto 1905. Insomma, io direi che poi per noi il Cosenza è una passione, insomma, la squadra di calcio è la squadra di calcio, insomma, quindi... Antonio, in questi cosa vogliamo dire? In questi momenti difficili, che vogliamo dire adesso ai ragazzi, ai tifosi, all'allenatore? Perché poi sul banco degli imputati ci sono i giocatori, c'è l'allenatore, avete sentito? Perché fa giocare a questo? Io sono l'ultimo che posso dire qualcosa perché insomma, sebbene appassionato di calcio, però non sono in grado di, come l'amico che ha chiamato prima diceva, quello corre a destra, quell'altro a sinistra, io sono un semplice spettatore. Che messaggio vogliamo dare, ragazzi? Ecco, giusto di con voi, perché poi ancora non abbiamo perso niente, siamo lì a lottare, certo. Quindi praticamente il messaggio... Prego. Fino all'ultimo minuto non è perso nulla. Peraltro, voglio dire, siamo, mi pare, alla prima posizione non utile, sì. Quindi insomma, se il campionato fosse finito oggi, fai i play-out. Ad una stop immediato sì, siamo ai play-out, per cui ce la giocheremo ai play-out. Cerchiamo di uscire fuori con un paio di prestazioni ottime e ce la possiamo fare. Il bicchiere deve essere sempre mezzo pieno. Sì. Qualcuno ha attribuito la vittoria da Pasquetta, che è il 2 a San Francesco. Poi magari ci vuole Sant'Antonio, la Padova, un po' di Padova, Venezia, insomma, ci vuole Sant'Antonio da Padova, un'ora di macchina. Perché insomma non ci resta che rivolgerci ai santi, no? Tu Sant'Antonio, che speriamo che... E che dobbiamo fare? Non lo so. Francesco, vuoi chiedere qualcosa al preside? Perché chiedere, io ricordo, così ne approfitto anche per citare un ricordo anche ecco, era importante quando si poteva andare allo stadio, e speriamo di tornarci tutti al più presto, che anche le scuole partecipavano alle partite. Sì. Io ricordo benissimo che i ragazzi del liceo, ma non solo del liceo classico, anche delle scuole cosentine, partecipavano di gruppo alle partite del Cosenza, che era un apporto in più per i ragazzi, era un modo di avvicinarsi allo stadio e al calcio, per i giocatori vedere un po' quel colore delle squadre, che era una cosa secondo me bella, e per i cosentini ancora di più, perché ti dava quel colore in più. Ecco, al dirigente, al preside, come l'hai chiamato bene tu Fabio, non so se il liceo classico per esempio punta molto, non dico sull'educazione fisica, ma anche in questo rapporto col mondo pallonaro, col rapporto con lo sport, il rapporto con il contatto diretto con gli sport. Ecco, questo manca oggi agli stadi, manca a Cosenza, un po' in tutta Italia, e se il liceo classico è pronto magari a inventarsi qualcosa di... Il liceo classico, devi sapere, aveva anche la squadra, avevi fatto la squadra, se non mi sbaglio. Allora, noi, intanto fino a, mi pare, 3-4 anni fa, il liceo interveniva sugli spalti con delle promozioni che faceva la squadra, quindi si chiamava, se non sbaglio, Gianluca Pasqua, ci mandava la mail, io mandavo l'indirizzo, insomma, dei ragazzi, eccetera, insomma, si partecipava alle partite quando era possibile, insomma, assistere alla trasmissione. Poi fino a 2 anni fa, poi purtroppo è subentrato il lockdown e non lo abbiamo potuto più fare. Abbiamo l'LC Telesio Calcio che è iscritto, abbiamo fatto 2 campionati di Serie D calcio a 5, quindi campionati della Federazione Italiana di Gioco Calcio. Ho portato i ragazzi in provincia a giocare con la Rossanese, il Cetraro, Guardia Piemontese, e voglio ricordare anche che abbiamo fatto il campionato FIPAV seconda divisione con le signorine, con il pallavolo femminile, insomma. Quindi il Telesio con lo sport è assolutamente presente, e speriamo, non appena ci sia la possibilità di andare allo stadio, come no, faremo insieme, immagino, con la società, con lo stesso Gianluca Pasqua, possiamo organizzare queste manifestazioni, queste presenze di massa allo stadio. Chiaramente c'erano delle promozioni che ci facevano, e quindi si partecipava, insomma, in gran numero, ecco. Benissimo, allora Stefania, tu hai intenzione di mandare tuo figlio al classico? Sì, lui è già orientato per il liceo classico. Abbiamo fatto una luce, è già orientato. Va bene, allora Antonio Cristiano, prossimo telesiano. Ok. Cristiano, se non sbaglio Cristiano. Sì, Cristiano, sì. Allora, bene. Andrea, grazie per il tuo contributo, abbiamo raccontato questa bella cosa, ma perché? Perché poi in realtà, come diceva Francesco... Un'ultima cosa, Fabio, che volevo raccontarti, era da ragazzino, mi è rimasta in mente una cosa.
Mio padre e mio zio, appunto, mi portavano via dallo stadio 5 minuti. Perché c'era un parcheggio. Perché non volevo nel traffico. C'era il problema del parcheggio. Rimasto proprio veramente come una cosa che... No, mo sei rimasto quando proprio... andrò allo stadio da solo uscirò sempre per ultimo ed ho mantenuto fede alla mia promessa. Quando andavo allo stadio uscivo veramente per ultimo e stavo lì ad assistere ai capannelli dei tifosi quando per esempio c'era, che io la chiamavo l'assemblea, no? Sì. Rimaneva fuori dallo stadio per criticare questo o quell'altro, era una cosa meravigliosa. Mi sono rifatto di quei 5 minuti quello che faceva mio padre. C'era il papà suo che faceva anche così, il capannello tutti quanti. Noi arrivavamo la sera a casa. Quindi questi partivano a mezzogiorno perché mangiavano lì allo stadio, perché partivano la domenica, perché la domenica era due pallone, no, perché uno diceva domenica è due pallone, cioè, quindi oggi mo si gioca di sabato, venerdì, mo stasera che è fastidiosissimo tra l'altro, quindi la domenica era due pallone, quindi andavano questi a mezzogiorno, mangiavano lì e poi si rientrava la sera, non mangiavamo, andavamo e ritornavamo la sera. Che bella cosa. Hai fatto bene a ricordarlo, Antonio. Bello, bellissimo. Grazie per il tuo contributo e per grazie a voi. E un abbraccio anche al nostro cardiologo, al nostro amico Gabriele Spadafora, che grande tifoso, sta soffrendo. La prossima sarà ospite insieme a noi, Gabriele, sta soffrendo anche. Ma in linea Gabriele, adesso Gabriele. Facciamo una carrambata, tu e lui magari, va bene? Speriamo che adesso ci liberano un po'. E ritorniamo in tour. A tutti quanti voi, grazie per avermi invitato. Grazie. Buonasera. Grazie a te, grazie a te Antonio. Allora c'è una telefonata, sentiamo che abbiamo in linea 0984 25 525, il tutto vi giunge in diretta 21:48. Pronto? Chi c'è? Ah, c'è, ecco, guarda, non è insieme a noi tramite Skype perché sta rientrando niente poco di meno che da Strasburgo. Allora, sulla linea principale e adesso sulla autostrada del Sole, noi abbiamo qua la 3, voi là c'hanno la 4, la 5, la 7, la 10, anche stiamo realizzando la sesta corsia. Già realizzata. La sesta, noi qua nemmeno una e mezza. Tra Altilia e Coso e San Mango ne parliamo proprio, però abbiamo Alberto Urban che ha detto bene, tua figlia a Strasburgo, hai fatto Pasqua a Strasburgo, come stai Alberto? Sono arrivato alla macchia dopo Roma, quasi a Frosinone. Dove sei? A Frosinone sei, proprio lì. Un paio d'ore da casa, dai. Un paio d'ore sei a Cava, dai. C'è Stefania che ti voleva salutare. Ciao, buonasera mister. Buonasera, ciao. Ciao. Che bello quando ti chiamano mister Alberto, hai visto? Anche Francesco Mannarino, il collega della Gazzetta. Ciao mister, se lo dobbiamo chiamare mister. È un mister senza allora, è un mister senza Alberto, panchina, però. Tu sei un mister senza portafogli praticamente. Abbiamo i ministri senza portafogli, ci sono anche gli allenatori senza portafogli. Allora, Alberto, complimenti innanzitutto per tua figlia, so che è lì ricercatrice a Strasburgo, grande soddisfazione anche per te, no? Che sicuramente, però è bello quando i ragazzi vanno a trovare lavoro all'estero, perché ormai i confini bisogna allargarli, no Fabio? Certo. Dobbiamo rimanere sempre come il meridionale viene al nord a portare via al posto qualcuno, invece non è così, nessuno mai porta via al posto nessuno, ognuno c'è quello che merita. E lo so, noi meritiamo questo, siamo primi in classifica, esportazione per uomini all'estero, la Calabria, almeno un'uprimata avevo, no? Tutto negativo, almeno questo ce l'abbiamo, abbiamo un'esportazione di giovani all'estero paurosa. Quindi, Alberto, ritorniamo al calcio, che vogliamo dire di questo Cosenza? Tu più volte l'hai detto e insomma adesso siamo lì. Sì, io rimango fiducioso, non come te, tu sei un po' meno ottimista di me, probabilmente vedi le cose anche più da vicino. Certo, c'è sempre bisogno della doppia vittoria. Noi in questo campionato non siamo mai riusciti a dare forza ad una partita di 3 punti e questo lo paghiamo caro prezzo. Non riusciamo a fare quel saltino che ci permette di stare un po' più tranquilli. Adesso purtroppo andiamo in laguna e secondo me dobbiamo andare a fare il risultato, perché dobbiamo guardarci anche un po' alle spalle, perché abbiamo un Pescara e un Ascoli che non mollano, abbiamo la Reggiana subito dietro e quindi dobbiamo rafforzare questo quintultimo posto, che poi magari
facendo il risultato in queste 2 o 3 partite magari andiamo a raggiungere o il Pordenone o qualsiasi altra squadra, anche se in questo momento, Fabio, dobbiamo stare attenti dietro a pensare più ai play-out da quintultima che a pensare alla salvezza diretta. Infatti. Sì. È brutto dire questo, però purtroppo ormai c'è questi risultati continui che dalla vittoria si passa alla sconfitta con una facilità incredibile e non siamo bravi a dare vittoria su vittoria che ti porta ad avere una classifica importante. Questo probabilmente abbiamo dei limiti, forse anche mentali, che non riusciamo, non lo so, a preparare bene la partita successiva a livello psicologico. Però mai avrei pensato di perdere questa partita in casa con la Cremonese. Certo. Francesco, che vuoi chiedere? Sì, 2 domande dirette, mister, anche perché mi interessa capire un tuo aspetto tecnico più che altro. Uno, dobbiamo preoccuparci più per le squadre che stanno sotto al Cosenza o per il gioco stesso del Cosenza? E seconda domanda ancora più diretta, ritieni che il mister Occhiuzzi abbia sbagliato qualcosa dal punto di vista tattico e tecnico nelle ultime partite? Perché oggi, Alberto, sul tavolo degli imputati c'è Occhiuzzi, no? Un po' tutti. Vabbè, allora, io ritengo che questa squadra non sia né più né di meno alle 7-8 squadre che si trovano lì. Credo che il Cosenza a gennaio abbia fatto un mercato importante per una squadra che si deve salvare, questo è certo. E quindi ritengo che aveva e ha ancora tutte le possibilità di giocarcela alla pari con le altre. Occhiussi, certo, chi non sbaglia? Abbiamo degli allenatori in Italia da Ranieri a Lippi a Allegri, anche se hanno vinto tanto hanno sbagliato tanto anche loro, voglio dire. In questo momento qualcosina probabilmente sta scappando di mano anche a Roberto, ma questo non significa che Roberto non è bravo, deve valutare bene le cose, perché anche sotto prendiamo tantissimi gol su palliative, siamo poco attenti. Io ho sentito rispondere Roberto dire ma ognuno di loro ha un uomo che è predestinato prima della partita, poi magari si è fatto una mezz'ora, probabilmente ci sono anche degli errori dei singoli, però anche Roberto, voglio dire, pur essendo un bravo allenatore può sbagliare, dunque nessuno è immune in questo momento e quindi è normale che i tifosi se la prendono anche con lui, voglio dire, però pensiamo intanto a quanto ci ha fatto l'anno scorso Roberto. È vero, il campionato è finito, siamo rimasti in Serie B l'anno scorso, un grande miracolo, adesso Roberto ci deve portare alla salvezza, perché secondo me questa squadra merita di rimanere nella categoria. Bah, ce l'auguriamo, noi questo è l'augurio che facciamo stasera, poi scendono in campo loro, Alberto, tu lo sai meglio di me. Fabio, ci manca la doppia vittoria consecutiva, che in passato non l'abbiamo mai fatta. Alberto, lo sappiamo. Il problema il problema è questo, appunto. Il problema proprio queste sono le partite che verranno da qui in avanti, Alberto, perché io lungi da me criticare il mister Occhiuzzi, o meglio, da giornalisti io critico le scelte di Occhiuzzi, però giustamente tu non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto lo scorso anno e quello che ha fatto anche come gioca di inizio campionato, poi però dobbiamo dirla. Possiamo essere messi in discussione. Certo. Nessuno è perfetto, voglio dire. Sì, ma i bravi allenatori, quelli bravi veramente ascoltano un po' tutti anche delle critiche, sempre che siano costruttive. Noi siamo qui esattamente a dire delle cose perché vogliamo bene al Cosenza, non tanto per... Bravo. Giusto. Allora, Albertino, so che stai rientrando, sta guidando tua moglie in questo momento. Sta guidando mia moglie perché non bisogna mai usare il telefono in macchina. Bravo. E questo è il messaggio che dovevo lanciare, capito? Un attimo c'è Stefania, ti voleva salutare anche Stefania. Sì, volevo salutarti. Sarai rinvitato quando apriranno tutto qui al Foro Cosentino, perché
Sì. Diciamo la cosa, va, che c'è un altro Come premio. no? C'è un altro premio per te, Alberto. C'è la panchina d'oro con un albero, ti ci mettono pure un alberetto per pigliare un fresco, come diciamo noi. Un abbraccio a tutti. Una panchina al fresco, Un abbraccio a direi. tutti. Alberto, hai capito che ho detto? Loro stanno preparando, gli ordini di avvocati preparano sta panchina con te sopra e l'albero pure al fresco. Se ci salviamo, però attenzione. È come quello di Sanremo, a Sanremo c'era Palma, però d'oro, una panchina d'oro. Che poi tu te la venni subito, un secondino te la va a sorda, Alberto, stai tranquillo, non c'è problema. Vabbè, ti abbracciamo, buon viaggio, buon Ciao, ritorno. buon rientro. Grazie, ciao Stefania. Ciao. Un abbraccio a tutti. Ci sentiamo lunedì Ciao, alla prossimo, prossima. dal vivo. Ciao Fabio. come Ciao, no. grazie Ciao a Alberto. tutti. Grazie. Allora, comunque, mo cade tutto, ci sono tantissimi messaggi, ma ce n'è uno bello che è un signore, ecco, dopo i 70 anni con Gli occhiali, allora, gli occhiali. da 0 a 72 anni, poi diamo la linea alla regia per la pubblicità, andavo al campo Emilia Morrone di via Roma, Sì, come si chiama? sì, Via sì. Misasi, dove poi è stato Me lo interrotto, che adesso ricordo non si passa di benissimo lì, quel c'è campo. lo semaforo a destra e poi a sinistra. Vabbè, quando per vedere la partita questo signore andava sui terrazzi, vedi, dei palazzi, giocatori con pochissimi soldi, ma onoravano la maglia rossoblu. Adesso ci avete portato alla mortificazione più assoluta, quindi lui è così, è arrabbiato. Fabio chiama Guarascio, che vogliamo sentire cosa dice adesso. Che ti dico, Presidente? Non può dire Ma niente. cosa può dire? Guarda. No, vabbè. Ci siamo rivolti prima a San Francesco di Paolo il 2 aprile. Sant'Antonio arriva Sant'Antonio, mo tra da poco, Padova, a giugno, che c'era ci anche siamo. Goniani. Ci siamo. Facciamo una telefonata e poi andiamo in pubblicità. Veloce, rapida, sentiamo che abbiamo. Pronto? Sì, buonasera Fabio, sono Armando da Cosenza. Buonasera Armando, prego. Allora io non volevo fare una critica al mister Occhiuzzi perché secondo me, anche se c'è un po' di inesperienza, la sta dimostrando tutta, però è una bravissima persona. Ma vedere Trotti in campo è un'umiliazione per noi tifosi del Cosenza che andiamo allo stadio, che andiamo in trasferta. C'è una persona svogliata, una persona che è venuta a passare 6 mesi qua in vacanza. Cioè, dico, non si potrebbe puntare più su un giovane, su Eva, Vabbè, uno no. della primavera. Guarda, io ti devo dire, scusami, qualsiasi. Armando, io devo dire, ma per Sì. carità, Trotto è un giocatore, non è che stiamo parlando, magari non è entrato ancora in forma, però Non è in forma. è un giocatore di categoria, per Fabio, carità. però Poi magari Fabio, ci sono partite che le fa buone, altre magari, però ripeto, io mi sono Ma fino espresso fino già. fino adesso non ha dimostrato niente a cosa. Lo so, mi auguro che adesso già da sabato prossimo iniziano E a poi- dimostrare e poi- qualcosa, ma anche per loro guardi- stessi, oltre per i tifosi, ma anche per loro, no? Perché poi questi giocatori, un'altra cosa devo dire, non giocano gratis, non è che si vengono Ma in qua effetti, su ma gratis, in effetti. è bello mio. Ma poi Qua- quello che io volevo dire, scusami Fabio, Sì. un aspetto tecnico, giocare con Trotta là in mezzo e che non anticipa Vabbè, mai vabbè, l'avversario, quella è ma un'altra fa cosa, giocare poi- male anche la squadra. Ma quelle perché sono poi tu scelte tecniche, un'altra cosa. Trotto è un giocatore, mo non è che sto discutendo, io discuto Trotto come Bacò, come altri che non erano in condizioni, io forse facevo altre scelte, Ma ma è il mio pensiero, poi ripeto. Bacoco si sapeva. Vabbè, comunque, siccome c'ho la pubblicità, ti ringrazio per la telefonata. Grazie a te. Alla prossima. Buonasera. Allora, Stefano, stasera te la vedi tu qua, la pubblicità, c'è Giuseppe dall'altra parte che ti sta seguendo, dagli la linea, che sennò Giuseppe La lo- linea alla pubblicità. No, Giuseppe, Però- Giuseppe, si chiama lui Giuseppe, lui si Giuseppe, proprio Giuseppe. a te la linea. Vai, eccolo qua. Così? Sei bravo, hai fatto benissimo. Benissimo, ci siamo, 22.03, viaggiamo in perfetto orario, e sembra strano in Calabria viaggiare in orario, non è che uno dice Mizzica, sei in Valpadana oppure sei in Emilia o in Lombardia, viaggi in Tutto orario. preciso, perfetto. Viaggiare in orario in Calabria non è facile. Allora, siamo ritornati al lupo di martedì. Questa sera non c'è Flores, ci sono io, saluto l'avvocato Stefania Gribari che è insieme a noi e il collega naturalmente Francesco Mannerino. Io prima di sentire, ci trasferiamo a Isca sullo Ionio, c'è sul blocco con Isca sullo Ionio che praticamente è dopo Soverato, poi dopo Soverato c'è Badolato, insomma. No, Badolato no, è prima o dopo? È prima, no? Dopo Isca, Dopo Fabio. Isca, Buonasera. non conosciamo la Calabria, ma tu un poco hai capito quello del guaio di
Ci fermiamo a Soverato. Se è possibile, a Soverato. Ci fermiamo. Vabbè, io ho detto bene, Isca. Sant'Andrea sullo Ionio, t'ho fregato. C'è Sant'Andrea prima. Vedi che... Prima Sant'Andrea, poi Isca e poi Badolato. Esatto. Bella mia, che io poi sembra niente, ma io quelle zone lì ci andavo spesso quando avevo 16, 17, 18 anni. Allora, Antonio Battaglia, Calabria 7, un punto sulla C, però io volevo dare un suggerimento, Francesco. Ho trovato, se Occhiuzzi le capisce, la 2S e la 2B, io farei giocare la 2S e la 2B. E che significa? 2S e 2B, io le metterei in campo come già canale, dalla prossima 5-5-5. Vabbè, per la mia devi capire. Possibile che non siete riusciti a capire 2S e 2B. Adesso ci siamo siete, con i giocatori. Sì, sono 2S e 2B, io metterei in campo capito, già dalla prossima settimana a Venezia, e tu sai già con chi scade 2S e 2B. V come Vicenza o come Vicenza, no, 2S, no, e 2B, B come Bologna, B come Bologna, come Bologna, no, B come Vicenza. Sì, io sono d'accordo. Allora, B come Bologna, e ve le dico subito. Io lancerei questo, sì, io pure sono d'accordo. Sacco e Sueva dal primo minuto come Balulì e Bois, cioè 2B e 2S, perché è una bella cosa. E un po' qui facessi riposare. Cioè, vabbè. Come avete ma anche cosa? Per dare una sterzata, per dare un'innovativa scelta tattica alla squadra, per dare un segnale alla squadra, per dare un segnale agli avversari, per dare un segnale alla tifoseria, per dare un segnale a quest'annata. Cambiare qualcosa. Un segnale stradale, dacci una cosa, metterci un segnale nella parte che siamo proprio messi male. Comunque, scherzi a parte. Allora Antonio, fra poco mi dici della Vibonese, del Catanzaro, della Regina, del Crotone, del Badolato, oppure della Roccella. Vabbè, chi abbiamo in linea? Pronto? C'è una telefonata in diretta, prego. Qua citofono anche alla porta. Pronto? Sì, prego, chi sei? Sì, buonasera, chiamo da Milano io. Prego, buonasera, benvenuto. Come ci vedi in Lombardia? Viaggiamo in perfetto orario? Sì. Benissimo. Bene. Che zona della Lombardia? Milano? Dove sei? Milano? Milano. Benissimo. Come ti chiami? Giusto il nome, poi dai pure un nome di fantasia. Saverio. Come? Saverio, prego, Saverio, voce e microfono, Saverio da Milano. Io sono tutto opposto, cioè nel senso che io non ci credo a questa salvezza. Mi spiace, ma la vedo proprio una delle peggiori squadre che c'è in Serie B. Vabbè, però mo che chiamate di Milano per ne sta cosa. Tu ci stai proprio mettendo il coltello nella piaga praticamente. No, ma non è questo. Ma io, a parte che se fosse stato il presidente avrei dato una scossa alla squadra, sicuramente avrei cambiato allenatore, perché chiunque squadra che ho capito, ma è così, bisogna dare le scosse, altrimenti c'è che cosa. Io speriamo che mi sbagli, insomma, no? È un tuo pensiero. Speriamo tutti. Speriamo anche noi. Facciamo un po' tutti, Saverio. Ma la vedo proprio scarsissima, cioè non fanno nulla, non fa nulla. Quindi come fa a salvarsi? Vabbè, speriamo bene, dai, fin quanto la matematica. Io mi riallaccio adesso al signore che ha chiamato prima, quel calciatore lì Trotta, sì, è un calciatore che è conosciuto, sì. Ma non fa nulla, cioè metti a Sueva, metti giovane, chi ha più grinda, almeno gioca una carta. Se no così non si va da nessuna parte. Questo è un mio pensiero. Vabbè, che c'è, ma il calcio è bello perché tutti possono esprimere il pensiero, no? L'importante è che non si offendono le persone. Io sono contro questi che avrei subito sostituito l'allenatore, lo dico anche se sono di Cosenza, lavoro a Milano, però. Sì, ho capito, Saverio. Il calcio è bello perché tutti ne parliamo, tutti esprimiamo il pensiero, vedi, voi chiamate in diretta, dite quello che pensate, e questa, la cosa bella del calcio è questa. Noi che facciamo a fare le trasmissioni? Stiamo a casa, dobbiamo anche dire qualcosa sempre abbiamo avuto Fabio. Allora, prego, sì, Francesco. Abbiamo avuto. Ho capito, scusami, se io dico questo vuol dire che io amo il Cosenza, perché sennò altrimenti dicevo tutto al contrario. Chi ama veramente una persona cerca di fare il bene, e allora dal mio punto di vista era dare una scossa alla squadra intanto con un allenatore nuovo, e si dava già una scossa.
speriamo che non abbiamo una scossa di terremoto, queste scosse. Già abbiamo avuto le cordate ma adesso mancano quante partite? 4? No, ce ne sono 6 partite. Con 6 partite. Vabbè. Saveri, un abbraccio grande, buon lavoro a Milano e a tutti gli amici della Lombardia. Abbiamo avuto la prova provata, vedi Fabio che il Cosenza è seguito a Milano, come dicevamo prima, a Roma, a Bologna, alle città. Anzi, forse ci sono i tifosi che sono più agguerriti rispetto a quelli magari del luogo, perché trovandosi fuori hanno magari questa esigenza di manifestare la loro appartenenza al tifoso blu. Però focalizziamoci adesso sul campionato. Ancora il gioco non è per nulla chiuso, per nulla scontato, e i giochi sono tutt'altro che questa visione proprio catastrofica. No, certo, l'ultima partita, ma già con l'Ascoli c'è stata la rimonta, c'è stato comunque il carattere, c'è stato con la partita, quindi non è che dobbiamo parlare solo dell'ultimo. No, ma il gruppo c'è, Stefano. Il gruppo c'è, ricordiamo l'ultima partita è stata quella con l'Ascoli in casa. La cosa che più ci ha colpito, noi che eravamo per nostra fortuna in tribuna, Fabio c'eri pure tu, è quella dell'abbraccio del gruppo. Io non so se da zona ha fatto vedere le immagini. No, ma è evidente che il gruppo si è riunito a centrocampo, ha fatto gruppo, scusatemi il bisticcio di parola, però ha fatto squadra, si è riunito intorno al mister, si sono secondo me questo è merito, e questo è merito era un bel di segnale. Occhiuzzi, Purtroppo non è arrivato il risultato ieri, ma il gruppo io penso che sia compatto. Hai giocato anche male ieri. Il Antonio, che è ne pensi questo. tu, Antonio? Come la vedi questo fatto del Cosenza? Anche se segui, diciamo, Catanzaro, Vibonese, Regina, come la vedi? Io mi accodo ai tuoi ospiti, finché c'è speranza, insomma, bisogna alimentare la speranza. Di salvezza diretta non credo, perché ormai la distanza, se ricordo bene, rispetto al Pordenone è di 5 punti, quindi è difficilissima la salvezza diretta, ma chiaramente bisogna sperare che agli spareggi la squadra tiri fuori tutto il carattere, perché ricordiamo tutti la splendida cavalcata verso la salvezza diretta di quest'estate, insomma, dello scorso campionato. Non è la stessa squadra, mancano giocatori importanti come Casasola, come Asensio, come Riviere, che molto probabilmente il direttore sportivo Trinchera non è riuscito a rimpiazzare con giocatori adeguati tecnicamente. Trotta sarà un giocatore valido con un bel curriculum, ma non è lo stesso Trotta di 2 o 3 anni fa. È lo stesso dicasi per altri giocatori come Mbakogu, lo stesso Tremolada, che purtroppo è un po' acciaccato fisicamente, non regge probabilmente i ritmi 90 minuti, insomma la Serie B, perché noi ricordiamo un Tremolada con il Brescia che era veramente uno dei talenti più importanti dell'intera serie cadetta. Però credo che non ricordiamo quello Brescia, io me lo vorrei ricordare qua a Cosenza, però che quello Brescia me lo ricordo, però io vorrei che lui lasciasse qualche cosa qui a Cosenza, poi andranno via sicuramente. Però Antonio, Vibonese è lì sotto, insomma, ha perso con il Bari, invece il Catanzaro, insomma, è lì a ridosso dell'Avellino e del Bari, no? Visto che la Ternana ormai è in Serie B. L'Avellino è difficile da raggiungere, Fabio, perché viaggia, Braglia, credo che questo secondo posto se lo conquisterà senza dubbio. Il Bari è una squadra che a mio avviso si può raggiungere, si può superare, perché è una squadra che non è molto continua, nonostante la grossa qualità dell'organico. Il Catanzaro ha vinto contro il Bisceglie nonostante le assenze numerose legate al Covid, 12 elementi del gruppo squadra, tra cui 7 calciatori e 4 esterni di centrocampo, quindi è una situazione paradossale a 48 ore dalla partita. Però nonostante questo la squadra ha deciso di giocare, alla società ha deciso di giocare e non chiedere il rinvio della partita, e ha vinto nonostante le ovvie difficoltà, perché il Bisceglie cercava nonostante tutto di giocarsela alla pari del Catanzaro sul campo del Catanzaro, perché la difesa e il centrocampo mai erano stati assemblati in questa maniera. Però poi nella ripresa, complice anche l'ingresso di Corapi, che Fabio l'abbiamo detto sempre, Corapi è quello bello messo bene, quello alto, altissimo. No, esatto, Corapi è abbastanza bassino, però è il vero cuore di questa squadra. C'è i piedi buoni Corapi, lo so, sto scherzando, io che se aveva qualche centimetro in più magari parlavamo di un altro giocatore. È fortissimo Corapi, me lo ricordo bene. A Trapani, invece, se non mi sbaglio. Prego.
Sì, e quindi adesso vedremo insomma se domenica il Catanzaro giocherà a Castellammare di Stabia, perché non è scontato. La società potrebbe anche valutare di giocarsi, chiamiamolo lo slot Covid, con il rinvio della gara contro una, diciamo, diretta concorrente, perché la Juve Stabia è lì a 51. Però poi sarebbe difficile, Fabio, perché la Serie C è stata rinviata alla fine del campionato al 2 maggio e non oltre, quindi un eventuale rinvio significherebbe che con 4 partite al termine il Catanzaro giocherebbe ogni 3 giorni, non è semplice. Però questo dipenderà tutto dall'esito dei test della vigilia. Se saranno confermati gli stessi giocatori positivi, il Catanzaro potrebbe anche decidere per il rinvio. La Vibonese ha perso in casa con il Bari, era scontato che trovasse delle difficoltà contro una corazzata del genere, meno scontato che non facesse un tiro in porta. La Vibonese ha fatto la classica gara di contenimento, ha retto molto bene e ha evitato anche che il Bari prendesse troppe iniziative in fase offensiva. Però i dati di fatto è che non ha fatto nemmeno un tiro in porta. È il gioco di Roselli. Mo ti dico una cosa, però mo non ti può lamentare più quando perché adesso stasera ti abbia tutto lo spazio che non ti ho dato nei mesi, perché ti chiamava all'ultimo, dice Mizzi, Antonio, stiamo chiudendo, cioè, oggi è andato bene, no, perché Mannarina chiamalo prima, perché sennò poi dopo, poveretto, all'ultimo non ci fa di niente. Mo sei andato alla grande, Antonio, va bene? Allora, grazie Fabio. Allora, stavi dicendo, per concludere, cosa volevi aggiungere? Prego. Sì, niente, che la Vibonese purtroppo la situazione di classifica è quella che è, però il vantaggio sull'ultima, sulla Cavese, è di 15 punti, quindi probabilmente la Vibonese deve, più che guardare sopra, deve guardarsi sotto, sperare che la Paganese e il Bisceglie stiano dove sono e deve sperare nelle disavventure altrui, in questo caso della Cavese, che fa fatica a riprendersi, quindi probabilmente la Vibonese deve puntare a consolidare questo. Insomma, sa di tirare la Cavese, si deve tirare la Cavese, quindi il presidente Caffo, tutti quanti, Roselli, tirate la Cavese, insomma, speriamo che non vinci. Va bene, abbiamo capito tutto il fatto. Vabbè, un abbraccio grande, Antonio. Vuoi salutare qualcuno? Aspetta, Mannari, volevi dire qualcosa? No, è il gioco di Roselli della Vibonese. Noi mister Roselli lo conosciamo bene, Antonio, perché a Cosenza aveva esattamente questo gioco, né propositivo né di rimesse né nulla, aspettava la partita, però attenzione, con qualità il mister, che sono assolutamente di categoria, per la Serie C sono perfette. Poi è chiaro, se uno si vuole aspettare, vuole vedere il bel gioco, non chiama Roselli. Questo era quello che assolutamente si deve salvare, insomma. È subentrata a Galfano, insomma, devo dire. Infatti. Va bene, noi ci proiettiamo facendo la Serie C, no? Speriamo di no. Perché no? Lui, Fabio, parlava vabbè, speriamo di no. No, proprio un abbraccio grande, ciao Fabio, buona serata. Un abbraccio ad Antonio Battaglia, un collega di Calabria 7. Allora, hai visto come vuole il tempo? Sì. Ti sei divertita stasera? Sì. Ma questa è una cosa leggera, perché il calcio è anche questo, no? Tanto ha chiuso, Antonio. Allora, guarda, io ti lascio, abbiamo 10-20 minuti ancora a disposizione. Ti lascio con la camera, la 1, la 2, la 3, la 1, questa è un'offerta speciale stasera, 6,70 €, per un primo piano. Allora, quella 6,70 e puoi dire quello che vuoi. Allora, fammi un sunto di questo campionato, ti vogliamo sentire, no? Guarda, è stato un campionato impegnativo, più dell'anno scorso. Io ci credo fino alla fine, anche se arriviamo proprio all'ultima partita. Per quello senza dubbio bisogna Credo fino alla fine. Ci vuole un po' di impegno, di convinzione e anche un po' di fortuna. Non guasterebbe. C'è un signore che ha scritto qua: meno male che c'è il gruppo, altrimenti una squadra priva di personalità. Quindi voglio dire, poi in qualche modo tutti i messaggi sono tutti contro Roberto, poi ci sono state anche no, ma il gruppo però contribuisce lui ha contribuito ma già dall'anno scorso, perché comunque non dimentichiamo che lui è subentrato ad un grande allenatore ed ha fatto gruppo. Qua ogni volta poi siamo sempre riavvolgendo il naso e torna a sentire. Io l'ho detto già all'inizio campionato, ma Riviera, Senzio, Casasola, certo. stiamo parlando non è più quello, non ci sono. Il problema è questo, siamo accorti sicuramente subito. bisogna stare
stare sul pezzo, e chi si può tirare fuori da questa situazione sono solo loro. Perché è ovvio che sicuramente molto probabilmente le critiche non vanno bene, però le critiche ci vogliono, vanno dette le cose, certo. Anche un allenatore ascolta, no? Perché non è che poi tutti sbagliano, chi opera sbaglia, chi fa sbaglia, chi non fa. Ora, ripeto, ci sono queste 6 partite, sono 6 finali, e allora devono avere loro stessi un'inversione di tendenze, devono capire che devono scendere in campo agguerriti, cioè ne sono battaglie. È in forma, soprattutto ma in forma. Forma non se ne parla, forma è chi la chiede. Cioè, non deve parlare della forma perché è quella lì, cioè ti ritiri. Ma se già lo sai. Allora, è qui quello che dicevo che prima. C'è il problema. È la determinazione, è la voglia, è la cattiveria, la rabbia che un giocatore mette in campo quando sa con le lacrime a lui che là rischi di andare in Serie C. Ti giochi la vita o la morte, non è così. Sì. E quello è il nocciolo. Poi qualcuno mi dice: Fabio, ma secondo te, ecco, questi sono i soloni del calcio, uno che non ha il contratto, mi ha detto uno stasera, ci mette un piede là, si frega, poi se ne va. Ho capito, ma anche questo che non ci mette il piede l'anno prossimo è sempre un retrocesso. Ma no? sono professionisti, Fabio, però sono professionisti, più loro che ma poi devono salvarsi. Ne dice di tutti i colori, no? Lo sai meglio di me, Francesco. Uno certo. Guarda la cosa e dice: ma quello poi se ne va, e quindi naturalmente dice: se deve fare un contrasto non ci va, non gliene frega niente. Cioè, io non penso che anche così. A loro convenga scendere in Serie C. Esattamente, no? Sono dei professionisti, anzi un valore che se mantiene la categoria ha certamente un valore economico diverso rispetto a un giocatore che è sceso di categoria, che è sceso in Serie B. Sono professionisti, quindi altro che non ci mettono la gamba, ce la mettono, poi dipende dal carattere, dipende dalla personalità, dipende da molte cose, quindi qualche giocatore magari evita di metterci, ma sono professionisti, stiamo parlando di una Serie B. Per tutti i rispetti della Serie C, della Lega Pro, di come si chiama, ma nella Serie B parliamo di professionisti, e se non se la guadagnano loro la salvezza sul campo anche a livello personale, economico, finanziario e di prospettiva personale, al di là della piazza, del Cosenzo, dei tifosi o di quello che pensiamo noi, chi lo dovrebbe fare? Però io mi permetto di aggiungere e di fare una riflessione in più, così entriamo a gamba tesa, per usare un gergo calcistico. Io non critico Occhiuzzi, ma come si fa anche oggi, perché se no non parliamo bene della partita che abbiamo visto, a sostituire alla fine del primo tempo gli Ozzi. Noi giornalisti in conferenza stampa, perché se facciamo le conferenze stampa via web, siamo obbligati a fare questo, uno dei nostri colleghi, Onorio, che saluto, gli ha fatto la domanda specifica: mister, perché hai sostituito gli Ozzi? Perché ed hai inserito, adesso non ricordo chi, il problema del Cosenza quest'anno esatto, il problema del Cosenza quest'anno è l'attacco, noi non segniamo. Gli Ozzi può essere buono, male, malamente, scarso, forte, ma è l'unico che in questo momento vuoi o non vuoi dobbiamo affidarci. Quello che ha fatto qualche gol in più rispetto a Trotta, secondo me poteva fare molto meglio con la partita, metterci un po' più di cattiveria anche lui in zona realizzativa con l'ultima partita, però l'ha sostituito. La risposta del mister qual è stata? Alla fine della partita è stata: gli ho detto di dare tutto quello che poteva a fine primo tempo, non ce la faceva più, l'ho sostituito. Non è una risposta, mister, che noi ci aspettiamo dall'allenatore. Non ho nulla contro il mister, attenzione, ma non puoi sostituire gli Ozzi se è l'unico che ti sta facendo gol. Diciamola questa cosa. Tu non ce n'è più. Con un piede in campo, anche con un piede in campo tieni gli Ozzi, stiamo perdendo 1-0, ci stiamo giocando la categoria, ci stiamo giocando la Serie B. Sì. E non puoi neanche non tenerlo in campo, rispondere in questo modo. Quindi non è che ce l'abbiamo con il mister, attenzione, ma pretendiamo invece risposta sul campo. Volevi cambiare schema? Bene, di che si voleva cambiare schema, che poi non ha funzionato, ma gli Ozzi non si può. È qui che subentrano le critiche propositive e le critiche costruttive che un giornalista, secondo me, ma che anche i tifosi devono fare. Quindi noi non ce l'abbiamo con Occhiuzzi, non ce l'abbiamo nemmeno con Guarascio, perché se quelle sono le possibilità o cambiamo presidente o niente. Ma diciamocele queste cose, ripeto, le partite da oggi in poi sono quelle che sono proibitive. Abbiamo squadre che giocano e lottano per andare in Serie A, quindi o togliamo gli attributi, che è quello che stanno dicendo un po' tutti i tifosi, ecco perché l'amarezza, ecco perché l'arrabbiatura, ecco perché l'incazzatura, per usare una cosa un po' più forte, ma questa è: giocatori, togliete gli attributi, noi tifosi siamo con voi, ma ci vuole il carattere che lo scorso anno avete dimostrato. Stop. Bravo Francesco.
Allora, c'è questo signore che ha scritto l'ultimo, leggilo per favore. Va bene, l'unico problema, Fabio, è la mancanza di preparazione della stagione calcistica. I vari problemi che poi si presentano durante il campionato è una conseguenza di questa medesima mancanza. Inutile puntare il dito contro quello o quell'altro, qua l'unico responsabile lo sappiamo tutti chi è. Sempre per sempre Forza Lupi, leggilo, ci tengo, sì, ve l'ho letto, eccetera. Il problema, secondo me, non lo so di chi è il responsabile, chi è? Tu lo sai chi è il responsabile? No, dillo, mica sei in tribunale, non è che tanto ti puoi difendere. Chi è stato? Chi è stato? Dai, condannato. Allora, vabbè. Sei stato condannato dall'avvocato Gribari. Allora, che vogliamo dire, Stefano? Che vogliamo dire? A me non piace tanto puntare il dito, si è capito. Vabbè, i tifosi puntano un dito. Lo so. Noi ci siamo trovati così, spiazzati. In una situazione, insomma, guarda, un po' fortuita. Io devo dire una cosa, a prescindere poi se Guarascio poi resta, non resta o meno, oggi sicuramente il fallimento è anche dell'imprenditoria cosentina, che non c'è da segnalare anche questo, non c'è nessuno che ha dato un contributo serio, una mano magari a questa società. E nello stesso tempo io torno a ribadire, a prescindere se va via anche Trinchera o no, se resta, se è a Cremona, a Barcellona, Pozzo di Gotto, non so dove va, però voglio dire, anche lui ci ha messo del suo, e io lo sto dicendo da più tempo, perché secondo me sulla campagna acquisti di gennaio ci ha preso allo 60%, allo 50%, quindi voglio dire, e forse in questo periodo noi dovevo puntare al 150%, dovevano uscire con gennaio. Bueno, speriamo bene, ma è inutile che parliamo e giriamo. Ci vediamo lunedì prossimo, dopo la vittoria di Venezia, grazie a Sant'Antonio da Padova, perché Antonio Iaconiani ha detto siamo lì. Ormai l'unico modo ci è rimasto questo, a prescindere che i santi si pregano per cose serie, non stiamo a perdere su pallone, per carità, che vuole succede. Allora, grazie all'avvocato Stefania Gribari, che vuoi aggiungere, vuoi salutare qualcuno? Prego. Saluto tutti. Saluta tutti, e saluti i colleghi, tanti tuoi colleghi avvocati che ti seguono con grande affetto. Mi ha mandato un messaggio anche tantissimi amici, non ti dico i nomi che sono tanti, tutti gli avvocati cosentini ti stanno seguendo, un abbraccio a tutti voi, buon lavoro, ma state ritornando, siete... A Cosenza devo dire che si lavora di più rispetto ad altri fori in presenza, perché se no io seguo il ramo civile, è tutto in trattazione scritta il processo perde molto con la trattazione scritta. Campo, speriamo che il tribunale chiudesse del tutto, così non ne crea problema a nessuno. Ma quello deve stare chiuso. Gli avvocati servono. Gli avvocati servono. Allora, Francesco Mannarino, prego, che vuoi aggiungere? Vai. Io dico soltanto una cosa, ho criticato in maniera propositiva Occhiuzza, adesso invece lo invito a dire forza Roberto, mettici quello che sappiamo bene, sai far trasparire dalla tua volontà, dalla tua forza di emergere, dai quella carica in più ai giocatori, i giocatori ti sapranno rispondere, noi siamo con te. Forza Roberto, che ce la facciamo tutti insieme. E questo è il messaggio che abbiamo lanciato questa sera di martedì, siamo andati in onda di martedì, un abbraccio a tutti voi, la linea la giriamo alla redazione perché c'è il TG10, grazie all'avvocato Gribari, grazie al collega Francesco Mannarino. Da Fabio Di Ippolito è tutto, la linea allo studio, ciao! Sembra così